Oggi volevo raccontarvi una curiosità che riguarda questo, o meglio, non propriamente questa tipologia di telefono, ma l'antenato di questo telefono che invece tutti noi oggi conosciamo ed usiamo. Volevo raccontarvi appunto una curiosità legata all'invenzione del telefono stesso, o meglio a Meucci, a quel imprenditore progettista che ha inventato il telefono, la cui però paternità viene riconosciuta, pensate, solamente nel 2002, quando ormai Meucci era morto. Perché nel 1854 Meucci progetta un primo prototipo di telefono, o meglio un dispositivo che collegava il suo ufficio con la stanza da letto dove la moglie stava per condizioni di salute un po' avverse. Meucci nel 1871 prova a depositare il brevetto, che però è ancora in fase di perfezionamento e quindi non gli viene accettato, ma gli viene quindi affidato quello che è definito caveat, cioè un brevetto temporaneo che però andava periodicamente, o meglio ogni anno andava rinnovato. Meucci però non navigava certamente nell'oro e quindi anche nel 1872 non riesce a rinnovare il suo prototipo. Si affida perciò e contatta una delle maggiori compagnie di sicurezza americane ed entra in contatto con il suo consulente, un tale Graham Bell. Gli affida il suo progetto, gli affida i suoi disegni, chiedendo una sorta di tutela. A distanza di tempo però Meucci vede che non gli viene riconosciuto, non gli viene garantita alcuna sicurezza riguardo alla sua progettazione e quindi chiede che gli vengano restituiti i disegni che però sembra vengano smarriti. A tal punto però che nel 1872 quello stesso consulente che Meucci aveva contattato e aveva conosciuto presenta il progetto perfezionato del telefono e a Graham Bell viene riconosciuta la paternità dell'invenzione del telefono. Meucci ancora una volta non ha denaro sufficiente, non è in condizioni economiche per sostenere una battaglia legale, per cui muore senza che gli venga riconosciuta questa paternità, che gli verrà invece riconosciuta dal Tribunale di New York solamente dopo 150 anni. Infatti tutt'oggi noi conosciamo Meucci come l'inventore del telefono. Voi questa storia la conoscevate?